Sì? Certo, certamente. Beh, come va il culo? Tutto bene? Sì, stiamo parlando molto di lui, vero? Negli ultimi sondazzi. Ma io vorrei anche continuare, sapete? Sì, perché una volta mi ricordo avevo fatto la situazione dei vigili del culo. Sì, perché sapete, vigili del fuoco, i vigili urbani, i vigili qua, vigili là. Ma i vigili del culo, chi è che vigila sul culo? I vigili del culo. Del resto c'è la polizia idraulica, ci possono essere i vigili del culo, no? Che la polizia idraulica va a vedere la gente che piscia, no? Che ne so. Vabbè, quindi a un certo punto io sarò il comandante Spetezzi, sì, vabbè. Spetezzi, dei vigili del culo e vado a telefonare a delle persone perché naturalmente c'è un motivo, no? Ci sarà un motivo? Ci sarà? Sì, certo, il motivo è puzzolente di solito in questi casi. Andiamo a vedere cosa succede. Il numero da lei selezionato. Grazie per avermelo detto perché altrimenti non l'avrei saputo, no? Figuriamoci, vabbè, non importa. Riprendiamo la linea. Italia. No, scusi, ho solo preso la linea, grullina per non dire di peggio. Sì, ecco, non ho detto di peggio, non ho detto troia stronza, pezzo di merda, fanculo, lesbica, l'ho detto e non lo dirò mai. Sono bugiardo, dunque, sì, solo in questo caso, però. Solo nel sondazzo sono estremamente... Momentaneamente assenti. Se sì. volete che dopo il segnale acustico lasciate un messaggio e sarete richiamati. No, non ci voglio ora, non c'ho nemmeno tanto tempo, devo dire, per lasciare messaggi così. Devo correre, andare, cercare qualcuno che finalmente mi risponda, che finalmente dica sì, mi dica, sono io. Telecom Italia. Ah, sì, d'accordo. Ok, è una cosa allucinante, devo dire allucinante oggi. un imbrocco uno di numeri, cioè, vabbè, d'accordo, andiamo avanti, per carità di Dio. Sì, vi avverto solo che siamo nel nord Italia, siamo ancora nel nord Italia, tanto andare nel nord è come andare anche nel sud, è praticamente la stessa cosa, cioè ci trovi un po' di tutto, quindi conviene perché nel sud non trovi quelli del nord, più difficile che li trovi, mentre nel nord trovi abbondantemente quelli del sud, che vuol dire che hai un campionario molto più vasto, ampio e in questo caso assente, ecco, quindi dobbiamo andare avanti così alla cieca, a tentoni, perché sembra che in questo momento nessuno abbia voglia di partecipare al sondazzo. Ma io che sono il G e che ho creato questo tipo di programma, ho creato questa idea, ho creato il sondazzo, devo insistere per far partecipare qualcuno, anche suo malgrado se vogliamo, ma poi in fondo. Ma qui la cosa comincia a diventare patologica, ma è incredibile, ma noi andiamo avanti perché andare avanti significa anche procedere, sì, e procedere significa anche non stare fermi, e non stare fermi significa anche camminare, e camminare significa anche inciampare, ecco, ho capito, lo sapevo che inciampare significa anche sbattere la musa in terra. Vediamo se questa volta invece... Pronto? Sì. Pronto, buongiorno, è il signor Giovanni? Chi parla? È il signor Giovanni? Dica. No, lei è il signor Giovanni, mi risponda sì. Per favore. Ecco, io sono il comandante Spetezzi dei Vigili del Culo. Come? Sono il comandante Spetezzi. Mi sente? Attendo un attimo, prendo l'altro telefono. Sarà meglio. Ecco un altro nordico. Cos'è questo fischio? Non è mio questo. Dica. Pronto? Sì, adesso la sento. Lei, signor Giovanni? Sì. Bene, io sono il comandante Spetezzi dei Vigili del Culo. Io abbiamo avuto delle rimostranze da parte dei suoi vicini di casa e da altre persone che la frequentano. E io voglio sapere un po' come stanno le cose. Mi sente? Signor Giovanni? È sparito Giovanni. È sparito. Ma perché è sparito? Devo richiamarlo. Forse sarà quel vigile del culo che l'ha insospettito leggermente. Sono un po'... L'ho richiamato subito. Ci mancherebbe. Mancherebbeci. Vero. Giovanni non ha nessuna intenzione... Pronto, buongiorno. Buongiorno. Come dicevo al signor Giovanni, che non so se è caduto la linea o ha riattaccato, non vorrei che avesse riattaccato, io sono il comandante Spetezzi. Per fare che?
Sì, per fare che? Qui ci sono delle grandi dimostranze da parte dei vostri vicini di casa in merito al signor Giovanni. Che signore, ora è venuto un idraulico ieri notte, Senta, pronto? Cosa c'è? È arrivato Giovanni e ha buttato giù alla sudamericana, alla Filippina. Ma come? Hai sentito? Hai visto che roba? Questo c'ha FIFA dei comandanti, paura, scappa via. È venuto l'idraulico, ieri notte. Ho richiamato, naturalmente, ieri notte. Di notte, l'idraulico che è di notte, con la Befana, che è di notte, con le palle tutte, no, con le calze tutte rotte, no. Ma guarda te, la Filippina qui non me l'ha fatta, mamma mia, questo Giovanni deve essere tremendo, aveva paura di tutto. Sì, dovremo abbandonarlo. Purtroppo lo abbandoneremo, anche, come dire, il suggerimento dell'idraulico mi sarebbe servito moltissimo, purtroppo però Giovanni ha servito in un impeto, ha fatto riattaccare alla ragazza. Che ci vuoi fare? Noi andiamo avanti, anche se questo vuol dire perdere molto tempo prezioso, ma noi... Pronto, buongiorno. Sì. Signor Pietro? Sì. Sì. Sono il comandante Spetezzi dei Vigili del Culo. Devo parlare un attimo con lei, per favore. Dei Vigili del culo? Cosa ride, scusi? No, perché ride? Rido perché mi fa ridere. Rida pure, io non glielo impedisco certamente. Volevo dire, caro signor Pietro, noi abbiamo avuto delle rimostranze dai suoi vicini di casa. Perché, insomma, sa, noi vigiliamo su un bene che è di tutti, che tutti hanno, e che però deve essere usato con prudenza, anche perché non siamo soli, ci sono anche i vicini, ci sono altre persone, c'è il prossimo, no? Signor Pietro? Vado avanti. Ecco, allora, mi dicono che lei emetta molta aria e anche rumorosamente, nonché in modo molto puzzolente, dal culo. E noi che siamo i vigili del culo dobbiamo vigilare, lei mi capisce? Lei mi conferma questo? Sì, ma io produco molta aria io. Molta aria, sì? Non è mica colpa mia, è il mio fisico che produce proprio così. E sarà il suo fisico, però lei mi capisce, ci sono i vicini di casa che sono esasperati. Io la posso anche capire. Lei, scusi? Sono il comandante Spetezzi. Dei vigili del culo, sì. Sì, ma vedi, il punto è questo, qui bisogna intervenire. Noi abbiamo vari modi di intervento. Intanto l'avvertiamo, magari mangi meno fagioli, meno legumi, meno cose. Se poi lei persiste e continua, allora passiamo al secondo stadio. Tappiamo il culo con le tappo da damigiana. Sì, tipo damigiana. Ti fa grosso il tappo perché io ce l'ho grosso. C'ha un culo molto largo? Sì, molto... Il suo buco di culo è molto largo? Mi sono fatto operare apposta per farmelo venire grosso. Ah sì, sì, per emettere ancora più aria e anche merda. Tutto, anche prendere. Anche prendere? Oltre che dare. Ah, ecco, allora, quindi, questi sono fatti suoi, avvengono nella sua intimità, se lei lo prende nel culo, guardi, questo è un fatto personale, che non dà noi a nessuno, credo. Non è che lei ma è ancora lunga sta telefonata? Dipende da quanto ce l'allargo il buco. Quindi sarà molto lunga. Sarà lunga, sì. Però che mi sono stufato. Lei è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Lei può trovarci anche sull'elenco, i vigili del culo ci sono, va? Mettetemi nell'elenco, così sono no, lei famoso. Non è nell'elenco, è nella lista nera. Così divento famoso. Anzi, io la metterei più volentieri alla lista marrone. Azzoride, scusi. Mi stavo cercando di capire che voce è per sapere lo scherzo da dove arriva. Sì, potrebbe essere di qualche suo amico magari, no? Lo so. Magari qualcuno che lei conosce molto bene che in questo momento non riesce a riconoscere. Lo so. Lei, caro signor Pietro, tu, caro Pietro, tu. Mamma mia! Perché ho detto molte cose del mio intimo, Sì, molte cose. Cioè, hai detto delle cose vere, no? Sì, Cioè, tu sei un omosessuale ormai. Sono bisex. Bisex? Bisex, no.
Vabbè, non c'è, guarda che tu fossi omosessuale, eterosessuale, bisessuale, ma guarda che nessuno ti dice niente. Da dove arriva sto scherzo? Il culo è tuo, capito? Infatti, guarda, mi preoccupavo che c'era qualcuno che mi voleva limitare le mie libertà. No, io non volevo su quello lì, no. Se voglio mangiare fagioli, chissà perché non devo mangiare. Ma le scuregge, scusa, quelle danno noi anche agli altri. Ma si arrangeranno gli altri, sono problemi loro. Cosa dobbiamo fare? La guerra delle scuregge, scusa. Mi dà noia anche quello che fanno gli altri, però mica la faccio. Ma io sai. Da dove arriva questo scherzo? Che sono curioso. Secondo te hai qualche amico burlone? Ecco. Più di uno. Prova a fare qualche nome, no? No, io non tiro a indovinare. Non tiri? Prima o poi tanto lo vengo a sapere. Allora, te lo devo dire? Te lo dico, io ti do del tu, ma anche perché in questo momento sei in diretta. Scherzi a parte. No, non sei abbastanza famoso per scherzi a parte, no. Questa è una televisione privata, Tele 47, non so se la conosci. No. Tele 47 si fa dare numeri dalle persone, in questo caso uno o più amici tuoi, non voglio rivelare i nomi però, così mi hanno detto, l'unica cosa che è stata detta è questa, che tu insomma ogni tanto o sbaglio? Ma si capisce, è tutta salute. Quando vai in ospedale che i medici ti curano, la prima cosa che ti chiedono: hai fatto aria? Quindi cosa vuol dire? E tu cosa rispondi? Vuol dire che stai bene, no? Se fai aria. Quindi se io ne faccio tanto vuol dire che sto benissimo. Sei stato all'ospedale allora? No, ho detto in generale, perché quando uno va in ospedale, sono stato anche in ospedale. Cioè, però non mi avevano detto che eri finocchio. Questo non me l'avevano detto. Ognuno ha le sue sorprese. Mica si può dire tutto a tutti. Non so nemmeno se tu sia sposato. Certo che sono sposato. Ma bisexual. Anche delle figlie. Insomma, ma un po' facevi come i Guidotti, I Guidotti, lo conosci i Guidotti? No, non lo conosco. Un po' come lui, questo non fidi, però. Capito? Ciao, Ciao caro. Ci vediamo? O ci sentiamo? Senti, se apri le orecchie mi senti, Sì, no, che nel senso di ricchione, no? No, mi senti nel senso che se mollo forte tu passi vicino a casa mia e mi senti. Ah, sì, ma io più che altro sarei interessato all'altro fatto, No, io lì devo vedere bene prima. Vabbè, ti porto il certificato medico, sana e robusta costituzione e cazzo forte. Ci vuole una portata grossa. Non ti preoccupare, c'ho la trivella. Perché tanti me ne hanno detto questa storia, poi dopo hanno fatto una figuraccia. Ah sì? Sì. Mi dispiacerebbe fare una figuraccia con te, voglio dire. Allora. Vabbè, insomma, mi porterò qualche amico me lo negro. dici qualche nome di dove arriva lo scherzo? Vabbè, io ti dico un nome solo. Dai. Comincia per F e finisce per O. Hai capito? No, F. Non conosce nessuno F? F. Potrebbe essere Franco, Francesco, lo so, Franco, Francesco, Federico, Finfunfanfo, no? Comunque, siccome tu sei buono, tu ridi, voglio dire, tu ammetti tutto a tuo carico, che ti devo dire ancora? Te vai tranquillo e quando incontrerai F, puntini O, lui riderà in faccia a te e tu dirai: allora sei stato tu! Vabbè. Salutami tua moglie. Vabbè, perché ti devo salutare mia moglie? Sono geloso io. Ah sì? Guardi, te la saluto, guarda, tua moglie, sai come è soprannominata per gli amici, mi hanno detto? L'asfissiata. Ma va? Ma tu non sai niente allora di me. Ah no, No. Perché? Mi dispiace, ma sei fuori strada. Ah sì? Ti hanno informato male. Voglio tornare sulla retta via. Va bene. Vedi di informarti meglio la prossima volta. Sì, se no telefona un'altra ora che c'è anche mia moglie che te la passo, che ti faccio dire da lei con cosa. Sì, con che cosa? Me la passo. Te la passo per telefono. Allora, te me la passi e io me la ripasso. Va bene, va bene. Va bene, tromberò presto tua moglie. Va bene, credimi, ciao, credimi. Ciao caro. Sì, ciao Finocchio. Ciao caro. Addio Nini. Ciao, addio Buo. Addio Buo.
mi sembrava, ma che lo so io, mi sembrava di molto ambiguo, mi sembrava di molto strano, senti, io invece senti, va bene, andiamo avanti, su, sì, perché i vigili del culo devono agire, certamente quando uno va a dire i vigili del culo, abbi pazienza. Capisce subito che non si tratta di una cosa veramente seria, però, non si sa mai, già. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Senta, c'è il signor Antonio? No, Antonio non c'è in paese. Ah, è in paese. Senta signora, lei la moglie, Sì. la moglie, Sì. ecco, sì. Posso parlare con lei? Dica. Sono il comandante Spetezzi, dei Vigili del Culo. Mi sente? Sì. Ecco, lo stiamo cercando perché per dei chiarimenti, insomma. Ah, sì? Sì. Insomma, il signor Antonio, per delle segnalazioni che abbiamo avuto, Sì. avrebbe defecato in posti non consoni. Invernizio Antonio? Certo, lui fa caca formaggini. No, volevo dire... No, non fai formaggi. No, lo so. Era, ha detto Invernizzi, ho fatto la battuta, signora, cioè, non so se mi spiego. Ecco, volevo dire, così ci sto anche un po' ridendo. Formaggini. Vabbè, senta, il signor Formaggino mio, signor Antonio, voglio dire, è stato visto mentre defecava in posti non addetti a tale funzione. Senta, vuol parlare con lui? Sì, ma signora, ha capito quello che le ho detto oppure fa finta di non capire? Ha capito? Defecava. Ma comunque Il verbo defecare, sa cosa significa, signora? Ma però le parla insieme. No, ma però, signora, mi dica se ha capito. No, non ho capito. Allora lo dica subito, lo capivo benissimo io che non aveva capito, signora. Sono il comandante Spetezzi, dei Vigili del Culo, il signor Antonio cacava. Oh, ora l'ha capito? Ma chi è lei? Cagava, come vuole lei, in posti dove non si può, in pubblico dove c'erano persone. Quindi, senta, lei vuol prendere in giro. assolutamente no, perché noi vigiliamo su queste cose, che il culo non venga esposto pubblicamente al pubblico ludibrio, che non venga usato per... Senta, io le do il numero di mio marito, parla con lui. Ma Lo scusi, vuole? non lo voglio il numero di suo marito, perché Va bene, ho allora io parlato non so con niente. lei ufficialmente, dovevo solamente dire che suo marito venga quanto prima nei nostri uffici, nella nostra caserma dei Vigili del Culo. Ah, io non la conosco. Non la conosce? No. Ma, la conoscerà lui quanto prima, e se non viene spontaneamente saremo noi a venirlo a prendere alla caserma dei Vigili, gli dica quanto prima che venga, Sì, si sì. costituisca alla caserma dei Vigili del Culo, va bene? Va bene, glielo dico. Glielo dica, se non signora. viene, vengono a prenderlo. Vengono a prendere, quindi verrà lui, solamente per un colloquio, non si deve preoccupare, poi vedremo. Sì. Caserma dei Vigili del Culo, giusto signora? Mi può ripetere per favore? No, non ripeto niente. Va bene, ripeto io. E siamo pronti e partiamo per la seconda parte del sondazzo. Cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano amico G, siamo a ruota libera, non c'è più il culo che ci condiziona. No, e quindi andiamo tranquilli e beati in questa città del nord, dove il nord è un punto geografico piuttosto poco rilevante e c'è un nome, ma non è certo, ecco, in realtà una zona ben precisa, perché questa è terra di tutti, sì, terra di conquista. Ah, sì, vediamo chi risponde qui. No, è tanto per ribadire la tendenza odierna. Vediamo un po'. Ah, sì, Pronto? Pronto? Ma dico... Non sentiamo niente. Pronto, vuol rispondere per favore? Lei è muto? Sordomuto? Lei è morto? Sento che ha la televisione accesa proprio più in là. Dico,
Lei è scemo, allora. Lei è cretino, imbecille, stupido, quantomeno. E se è una donna, tutto al femminile. Perché fa questi rumori e non risponde? Ha riattaccato. Ma ora un incontro veramente fantasmatico, ectoplasmatico. Io vorrei riprovare, scusa Eva, per sicurezza. Cioè, io non capisco perché una persona... Attenzione, no. Il numero selezionato è inesistente. Ma stia zitta, allora è inesistente, pure il numero è inesistente. Ma stia zitta, ho fatto la ripetizione, stia zitta. No, dico, ma è incredibile. Via, ho ripetuto il numero. Cioè, se uno non può parlare, non risponda al telefono, non risponda. Scusa, è inutile, o non vuol parlare, non può o non vuole. È inutile. Rieccoci. Ci risiamo? Faccio tutto io, domande e risposte? Oh, buongiorno, come sta? Tutto bene? Ah, sì, no, io in questo momento stavo facendo da mangiare. Ah, sì, mi porta una sega, Pronto? Ah, questo è attaccato. È incredibile, non si può. Impossible, È una cosa assolutamente normale, sì, forse, in questo mondo di pazzi, di ladri. E in questo, mamma mia, il mondo, e gente c'è nel mondo poi, io non so se stia facendo il numero giusto qui perché infatti sì, mi son perso nel frattempo, sai, parla. Scusa, rifacciamolo per benino. Ecco, ora ho fatto per benino. Oh, via. Vediamo qua se la persona che risponde, se risponde ha o non ha il... Pronto? Ah, ecco. Idiozia? Sì. Ecco, ma voglio dire, è un'imbecillità assoluta, Scusi, ma con cosa c'ha? Cosa c'ha? Abbia pazienza, ma vogliamo mettere sul piatto della bilancia tutti i fatti uno per uno e poi ne discutiamo? Mi scusi, io... Allora, io non so, primo con chi vuole parlare? Con lei, anzi con la signora Marianna. Io sono il figlio. È il figlio, ecco. Non so, allora, insomma, è una imbecillità assoluta. Lei non si è presentato. Non importa che io mi presenti, perché tanto a persone come... Scusi, io ho chiesto idiozia ed ha detto sì. E allora, scusi, ma è una cretineria, un'imbecillità, una stupidaggine profonda. Come si fa qui? Se non so di che cosa sta parlando, io non posso dirle cosa si fa. Ma scusi, allora ricominciamo la telefonata da capo. Io io suono e lei solleva e io dico, lei fa pronto e io dico idiozia e lei dice sì. Risponda. È perché sono il figlio. Il figlio dell'idiozia, il figlio dell'idiozia. Se lei è figlio dell'idiozia, che cosa può essere altro che uno stupidino, uno strullo, insomma, è uno strullo lei, io sono il figlio dell'idiozia, ma cioè, forse è meglio essere figlio di Troia, però non lo so, guardi, forse è meglio essere figlio di Troia, che figlio di idiozia, ma dipende da punti di vista, Sa perché sto tenendo su? Perché se no gli va giù. No, sto tenendo su perché così? Così? Sì. L'idiota è lei perché paga. Paga? Ah, solo per questo? Pensavo che lei avesse il telefono sotto controllo, no? E questo può darsi. Lei non può saperlo però. Io lo so di sicuro. Ah, lo so di sicuro. Io sono quello che mette i telefoni sotto controllo, sa? E quando uno mi dice che il telefono sotto controllo e non è vero, io lo so alla fonte. Ho una macchinetta qua. Una marea di balle e basta. Le balle? A proposito di balle, caro figlio dell'idiozia, voglio dire, io ora a questo punto, chi è l'idiota qui? Parliamoci chiaro, insomma, riconosciamo le cose come stanno, su? Lei l'ha riconosciuto? Idiozia, sì. Allora, vede, lei, rispondendo sì, si è qualificato come idiota, non c'è niente da fare, o no? La psiche umana, guardi, è un buco nero ma senza fondo, mi sa che il buco nero ce l'abbia del culo, il buco nero. Vabbè, è meglio averlo nel culo il buco nero che nel cervello. Ma lei è gay?
Cretino. No, ma idiota, scusa, ho capito io. Lei, il buco nero, lo attribuisce a me. Quando parla in un modo che, insomma, si capisce lontano un miglio che lei è omosessuale. Ma scusa, ma quando parli, ti senti l'eco dentro la testa o è l'effetto surround? Sì, Dolby Surround, io c'ho il Dolby Surround, è meraviglioso, dovresti essere la mia testa per capire, ma purtroppo non ci vorrai mai entrare, sei un idiota. Che vuoi fare? Ma l'hai ammesso da te, non ci posso fare niente, ne sei figlio. Io ho anche da fare perché adesso vado a lavorare. Sì, a pigliarlo nel culo anche, sì. Vabbè, questo vado a lavorare. Te probabilmente sarai uno di quei mantenuti del cazzo, no? No, il cazzo lo mantieni te, casomai. Non avrai niente da fare. Io devo andare a lavorare, quindi ti Come fai a mascherare la R moscia ogni tanto, ce la fai? Il cazzo moscia come lo mascheri? Va bene. È buono, vieni a parlare a me di buchi neri, vieni via, Nini. E tu sai con chi sto parlando? No, con chi stai parlando, anzi. Va bene, sono il re dei doppi sensi. A te doppi sensi. Quadribui di ulo. Ecco, andiamo avanti, su, forza. Sì, forza, vai, andiamo da altre persone, idiozia. Cioè, scusa, l'ha detto idiozia, sì, sono il figlio sì. Ma come posso fare? No, e poi aveva anche da dire qualcosa, avevo. Il Dolby Surround. Sì. Beh, come mai qui non rispondono? Perché? No. Va bene, non importa. Mi sarebbe piaciuto perché anche qui c'era qualcosa da dire, ma sai, non sempre le ciambelle riescono in buono. Prima non era una telefonata, lei prima era una ciambellona. Va bene, andiamo avanti su, sì, basta, non soffermiamoci su quello che è stato, ma proiettiamoci verso quello che sarà. Che c'è? Informazione gratuita. Che ha detto? Il numero da lei selezionato è inesistente. Ci crediamo, io voglio rifarlo, se poi me lo ridice io ci crederò, veramente, perché io non ci credo subito alle cose, no? Un attimo di perplessità magari, Eccola, madonna, Informazione? Vaffanculo, ora ci credo. Ci credo. Ecco. Ok, vabbè, d'accordo, dai, forza. Sa che fare con tutti e con tutte persone strane, anche quelle registrate, no? Sì. Che mondo è questo? Pensate, nel Medioevo non c'era tutto questo? Non c'era, no. No. Sì. Sì. Pronto? Ippocisto. Sì. Ippocisto. Allora? Non mi fate del mio singhiozzo. Ippocisto. Mamma mia, ragazzi. Ippocisto? Ma lei è furbo? No, sono scemo perché rido. Sì. E sai, il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Sono stolto. Sono stolto, però lei è ippocisto, capito? Che è anche peggio. Oh, è andato via. Abbiamo perso ippocisto. Mi sta venendo male. Guarda che in parte rido per finta, ma in parte... Ma cosa mi dici? Era lo stesso di prima, cretina. Ma io lo so, sarà cretina? Attenzione, cosa? Il numero selezionato è inesistente. Ora è inesistente, ma ti rendi conto? Il numero di ippocisto, faccio la ripetizione del numero che ho fatto prima, ho parlato con ippocisto. Ecco, senti, ora c'è ippocisto. Vabbè, finalmente. No, poi dicevo che mi scappava veramente a ridere, questo nome, così, te lo trovi così, in un elenco di nomi, trovi questo... Sì, ippocisto? Sempre lei, sì. Sempre te ippocisto, ma ti rendi conto tutta la vita ippocisto? Ippocisto, dove vai ippocisto? Posso fare qualcosa per te? Ippocisto? Mamma mia, lasciamolo stare pover'uomo, tutta la vita a chiamarsi ippocisto.
Oh, guarda. È incredibile, ragazzi. Ci sono delle cose... Sì. Che sto facendo? Ah, sì, il numero. Ah, già. Ci sono più cose in cielo. Orazio. Guarda. Tipo ci sta. Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, è Bellone? Bellone? No, Non è Bellone? no. Franco? Non c'è? Sì, Franco c'è. Ma Bellone? Ma Franco, ma Sì, chi è che parla? io cercavo Bellone. No, questo è Iraldo. Bellone. Franco si chiama, Ma lei non si chiama Bellone, signora? No, C'è nessuno che si chiama Bellone? non lo so. Lì in famiglia? No, Bellone di cognome, ma chi è lei? Guardi, sono Tito. Sono un amico di Franco. Ma lo sa perché Franco lo chiamiamo il Bellone? Bellone perché è molto bello, no? Nell'ambiente gay lo chiamiamo il Bellone. Ma sì, ma si chiama Tito, ma da che parte viene lei? Io vengo di solito come tutti, si nasce, come dire, dalla vagina, poi Ma sì, ma stia a sentire, non uno l'ho si sparge per indicato, il da che mondo. parte viene? Io vengo di solito, guardi, dal culo. Ma lei è un semo. Un semo? Sì, Un semo? sì. Ma no, io sono Nato scemo e morirà scemo. Stia semo. bene. Io voglio Franco, il Bellone. Sono semo. Non ci sono solo meridionali nel nord. È incredibile. Ma vero. Devi chiamarla perché dice semo. Cosa mi dici? Numero? Esiste? Esiste ora? Sì? Meno male. C'è scritto lì Bellone, ragazzi, è scritto Bellone, giuro, se no l'avrei detto Bellone. Pronto? Pronto, mi passa Franco, per favore? Va di dare via quello che è il più scemo del mondo. Va di dare via cosa? Vadi Vadi? al suo paese dei semi. Dei semi di zucca. Beh, però ho sentito che c'è anche un uomo. Paese dei semi. Sì. A Seminara. Potrebbe essere, no? Esiste Seminara. Ho sentito, c'è un uomo e ora era lì e non ha voluto rispondere. Ha solamente ributtato giù, capito? Capito? E io insisto perché magari c'è una voce maschile e la voce maschile potrebbe essere quella di un Bellone. Di un Bellone. Sì, addio Nini. Vabbè. No, non ha voglia, no, è troppo. Ci sono delle persone. Ah, ho trovato un altro Bellone. Ah, questo deve essere Bellone. Sì. Ma sì, ma certo. Che gente c'è nel mondo. Corrispondono i nomi e non i cognomi. Incredibile, eh? Il numero selezionato. Ma tu sei pesante, Nino, ma tu sei pesante. Sei pesante, eh? Paolo. Puoi sempre fare l'amore stando sopra, sei pesante. Ah, mio Dio. Ecco fatto, va. Ecco, vai. Ora... è un Bellone anche questo, sì. Pronto? Pronto, vorrei parlare con un Bellone, per favore. Forse ha sbagliato numero. Mario. No, ma ha sbagliato, signora, non c'è nessuno di questi. Senta, signora, io sono una suora. Sì, lo so, ma non ci sono qua, signora, siamo una famiglia privata. Sì, capisco, ma suo marito come si chiama di nome? Si chiama Walter. Ah, Walter, sì, certo, era l'altro numero che dovevo fare. Walter, sì, c'è Walter. Sì. Ah, ecco, io sono la sua, come dire, ora è brutto dirlo, sa? Sì. Ma io e Walter abbiamo intrecciato una bella amicizia. Ah sì, ma quando? Diciamo da qualche anno ormai. Ma non so, ma io non credo. Sono Suor Passerina.
No, ma che mio marito non ha, dico appunto, rapporti con le suore. Io rapporto con qualche suora che hai parlato qualche anno fa. Vede, non con le suore, ma con una suora. Sì, vabbè, con una suora. E non è un rapporto qualsiasi, no. vero? È un Sì, rapporto. beh, capisco, suora. Capisce che rapporto può essere, Sì, vero? beh, rapporti di tanti, come si dice, di tante qualità, via. Sì, di sopra, di sotto, no, ma forse... davanti, di dietro. Mi dica, signora. No, ma forse ha sbagliato veramente, no? Mio marito dice di no. Ma dice di no, ma forse perché non vuol far sapere a sua moglie che ha un'amante suora. No. Mio marito è anche si è malato, formato un po' di signora. ghiaccio sulle sue corde vocali, signora? Cos'è successo? Vabbè, no, suora, guardi, ha sbagliato. Me lo può passare, per favore, Walter? Walterino, io lo chiamo Walterino. Me lo può passare? È una cosa, non so. È una cosa bella, sempre nell'ambito della naturalezza e della naturalità, il Signore ci ha dato la natura, femminile e maschile. Vabbè, glielo passo. Grazie. Pronto? Oh, Walterino. Sì. Si è tirato un culo alla tua moglie. L'ho tirato un culo alla tua moglie. Gli ho fatto credere che tu fossi l'amante di una suora. Suor Passerina. Questa dice no, non è possibile, però intanto la ci ha creduto, sta attento perché... Ma chi sei te? Ora la tua moglie crede che tu sia l'amante di Suor Passerina perché gli ho fatto Ma Suor chi sei Passerina. te, scusa? E non sono Suor Passerina, sono uno che prende per il culo la gente, capito? Quindi... ho preso per il culo la tua moglie. Venite per il culo, Sì. Lei crede che tu sia l'amante di Suor Passerina? Ti piacerebbe? Nulla? Oddio. Io ho buttato giù quando credevo l'avesse già buttato giù lui, ma in effetti non aveva buttato giù lui, per cui mi piacerebbe sentire anche non aveva forse ora l'ha fatto e sì, Suor Passerina. Sì? Signora, guardi, sono sempre Suor Passerina, sono anche incinta, ecco, le volevo dire solamente questo. Crepi lei e tutti chi fa per lei, le do la maledizione, vada in malora! Amen. Il sondazzo, ma lo trovi anche su retegg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.